Scatenata al pronto soccorso. Momenti di alta tensione al San Bortolo. Una 34enne serba aggredisce il personale sanitario. È stata portata all'ospedale perché ha bisogno di cure e ad accompagnarla è stata la polizia. La donna, poco prima infatti, si era resa responsabile di un furto in un bar di Corso Palladio, nel cuore di Vicenza. Poi aveva attirato l'attenzione di alcuni passanti perché era in stato di alterazione. Sul posto piombano gli agenti di polizia, chiamati dai militari dell'esercito impegnati nel servizio strade sicure, e la portano in pronto soccorso. Qui la 34enne colpisce una dottoressa con uno schiaffo al braccio, spintonandola e minacciando un'infermiera impiegata nel triage. La donna inoltre lancia contro il medico una bottiglietta che fortunatamente non la colpisce. L'azione viene subito interrotta dagli agenti che ammanettano la straniera e l'arrestano per l'aggressione al personale sanitario e per la resistenza opposta alla polizia. Inoltre le viene contestata anche la violazione della zona rossa di Vicenza in ragione dei diversi precedenti a suo carico. Dopo il fotosegnalamento, la serba 34enne è stata liberata come disposto dall'autorità giudiziaria.